Eder, Mech, Pallister. Molte delle cose uscite da questo canale sono state riprese in giro e i meriti non sono quasi mai stati riconosciuti. È anche il caso di una mia amica che sta scoprendo parecchie cose e anche lei si lamenta dello stesso problema, anche se nel suo caso Claudio almeno l'ha citata indirettamente facendo spesso riferimento a una sua conoscenza romana. Ciao Eder, qui è Radio Nonnina Detective che parla. Sai, mi ha sempre incuriosito esplorare le dinamiche oscure e complesse all'interno delle relazioni umane, per questo ho studiato da autodidatta psicologia e i segreti del linguaggio del corpo, ossia la comunicazione non verbale, che rappresenta l'80% della comunicazione. Alle parole resta un misero 20%. Le parole possono mentire, il corpo no. La triste vicenda di Lilly, quasi mia coetanea, mi ha molto interessato, fin da subito. Una cosa che veramente non tollero è che non mi piace essere presa per i fondelli, perché offende la mia intelligenza. Se ci mettiamo poi la questione di ricerca della verità, per arrivare alla giustizia che lei merita, sono stata spronata ad andare in fondo, a volerne capirne di più. Quindi, ho iniziato a studiare tutte le carte fino a conoscerle quasi a memoria. Tu sai quante e quante cose sono uscite fuori proprio dal PC di questa povera nonnetta. Cose importanti, fatti rivelanti che non erano mai emersi ed evidenziati prima. Ma come tu sai non ho mai desiderato visibilità, clamore, medaglie, né tantomeno un tornaconto economico. Lo faccio perché lo voglio fare, perché mi piace farlo e perché riesco a farlo bene. Fatta questa non dovuta e forse anche noiosa premessa, ti elenco le ultimissime scoperte di questi giorni. Nei giorni 15 e 16 dicembre risultano sui telefoni di Lilly e Sebastiano un totale di 33 chiamate senza risposta. Il giorno 15 dicembre il cellulare di Sebastiano viene localizzato tutto il giorno in casa, anche se sappiamo con certezza che lui quel giorno è uscito. Quindi è uscito di casa non portando con il suo cellulare con sé. Il giorno 14 alle ore 10:56 arriva una chiamata sul cellulare di Lilly che viene rifiutata. Sempre il 14 alle ore 11:59 arriva un'altra chiamata che risulta essere stata deviata a altro numero di cellulare. Pertanto possiamo presupporre che tra la chiamata delle 10:56 e quella delle 11:59 è stato attivato il servizio di deviazione chiamate sull'iPhone di Lilly. Infine, nei giorni 16 e 17 risultano sul Samsung di Sebastiano 2 chiamate deviate a altro numero, intestato sempre allo stesso Sebastiano, dal cui tabulato telefonico si evince di essere stato usato soltanto per ricevere chiamate deviate da altro numero nei giorni 10, 16 e il 17 dicembre. 3 chiamate in tutto. È la relativa scheda SIM è stata attivata il 26 settembre 2021. Lascio a te e ai tuoi utenti le considerazioni e l'analisi di questi dati, sempre con spirito collaborativo e mai competitivo. Viva il lavoro di squadra! Da Radio Nonnina Detective per oggi è tutto. È brava la nonnina che spesso porta informazioni importanti, tra l'altro la settimana scorsa la Trifiletti l'aveva intervistata per Mattino 5, anche se la sua voce era uscita contraffatta.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.